Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentrovati, un percorso del gusto, quello che vi proponiamo oggi, un gemellaggio tra le eccellenze del territorio calabrese, ad iniziare dall'olio di oliva di qualità, e le eccellenze del Veneto. Siamo andati a Treviso, la patria del Prosecco, per un vero e proprio viaggio nella memoria e nella storia locale, alla riscoperta delle tradizioni agricole e contadine, dove alla presenza di aziende vitivinicole si aggiungono i tesori ambientali, artistici e culturali. Allora diamo subito la linea al dottor Nino Iannotta. Siamo nella zona del Trevigiano, compresa fra Valdobbiadene e Conegliano Veneto. È inutile dire che siamo nella zona di eccellenza di produzione del Prosecco, dove praticamente i vini hanno una tradizione incredibile e anche un successo incredibile nel mondo. Questi percorsi del gusto, diciamo, dovuti essenzialmente a due strade che noi stiamo perseguendo: da una parte la strada dell'olio e della promozione dell'olio IGP di Calabria, e dall'altra parte la strada del vino. Vorremmo che queste strade possano in qualche modo incontrarsi proprio nell'esaltazione del gusto e nell'esaltazione anche delle tradizioni e della cultura delle varie regioni italiane. Abbiamo visto accanto al dottore Iannotta il titolare della cantina Progetti di Vini, una cantina che si trova in una struttura storica dove si coniuga nella produzione di vini tradizione e innovazione.
Sostanzialmente la nostra produzione si suddivide in 3 categorie, praticamente la fascia primaria dei nostri prosecchi, che è la zona della DOCG, che è poi la zona dove noi ci troviamo e dove poi la cantina punta di più poi al prodotto, anche perché lo vogliamo esaltare e quindi lo curiamo anche in maniera diversa. C'è poi l'altra categoria che è la DOC e poi facciamo dei vini spumanti. La nostra prerogativa nei vini di OCG, nei prosecchi naturalmente, è un po' il nostro cuore all'occhiello, fiore all'occhiello, che ci teniamo maggiormente sostanzialmente. Un imprenditore giovane, abbiamo visto una ricerca costante per dare vini di qualità, con un obiettivo, un progetto ambizioso: creare l'Extra Brut. Quando parliamo di vino di prosecco di OCG ci sono le varie categorie. Sostanzialmente il prosecco di OCG Extra Dry è il prosecco per antonomasia, quindi un prosecco con un residuo zuccherino sostanzialmente che va dai 14 ai 16 grammi litro, che è un po' il prosecco di riferimento. Poi naturalmente andiamo ai dry, quindi a prosecchi naturalmente più dolci, oppure andiamo a prosecchi più secchi, quindi chiaramente andiamo verso il brut, oppure il nostro progetto che adesso stiamo portando avanti è il dosaggio zero. Non lo possiamo chiamare Extra Brut perché ancora oggi non c'è la possibilità, il consorzio quindi della DOCG non lo consente, però ci consente di chiamarlo dosaggio zero. Quindi cosa vuol dire? Un residuo zuccherino che arriva allo zero. Nel nostro progetto del prodotto, oltre al residuo che tendiamo di portarlo a zero, lo vogliamo lasciare anche maggiormente all'interno degli autoclavi, quindi in fermentazione, o meglio al termine della fermentazione lo lasciamo dai 4 ai 5 mesi in maturazione, così sicuramente prende dei profumi, prende dei sentori più corposi, o comunque diciamo va un po' al di fuori di quello che può essere il prosecco tradizionale, che è un prosecco molto floreale, molto fresco e quant'altro. Beh, la raccolta delle uve ormai è già terminata. Abbiamo visto un paesaggio stupendo fatto di rigogliosi vigneti, un paesaggio che davvero cattura il visitatore. Componente base del prosecco è la glera, un vitigno a bacca bianca. Il glera nasce proprio qui nel territorio della Valdobbiadene Conegliano come vitigno di riferimento per il prosecco, praticamente su dei terreni sicuramente argillosi, e quindi creano questa differenza da altre tipologie di vitigni, e quindi dà proprio questa caratteristica poi anche al vino e quindi al prodotto finale naturalmente. La glera è proprio il vitigno autoctono e quindi il vitigno di riferimento del prosecco. Dicevamo che la glera è la componente base del prosecco, ma ad oggi esiste la possibilità di aggiungere piccole parti di altre tipologie di vitigni? Sentiamo. Il consorzio di OCG naturalmente da disciplinare permette un 15% di cuvée, quindi permette oltre alla glera di aggiungere altre tipologie di vitigni, chiaramente ben identificati, per un quantitativo del 15%. Noi a oggi quasi su tutta la produzione abbiamo la glera al 100%. Stiamo in questo momento facendo quello che poi si parlava prima, il dosaggio zero, in cui vogliamo creare un blend anche con altre tipologie di uve, proprio per creare, esaltare determinati profumi e quindi dare una piacevolezza ulteriore al prodotto, anche poi nella permanenza in autoclave, per dare chiaramente una completezza maggiore al prodotto. Dicevamo che ormai la raccolta delle uve è terminata, ma com'è stata l'annata dal punto di vista qualitativo e quantitativo?
L'annata è stata sicuramente generosa e parlano che ci siano all'incirca un 30% in più di produzione rispetto all'anno scorso, anche perché poi l'anno scorso è stata un'annata veramente molto difficile, perché in queste zone ci sono state delle condizioni atmosferiche anche abbastanza pesanti che hanno chiaramente creato quasi un dimezzamento della produzione. Quest'anno siamo contenti e speriamo che dia dei buoni risultati. Ecco. La vocazione vitivinicola della provincia di Treviso vanta davvero uno dei percorsi più antichi d'Italia, ma abbiamo chiesto anche al Presidente Magliocchi se c'è oggi la possibilità di far incontrare la strada del vino e quella dell'olio. Noi il percorso l'abbiamo avviato, quindi la nostra presenza qui sta a significare proprio questa intenzione di avviare una condivisione di quelli che possono essere gli interessi dei consumatori per due prodotti di eccellenza, il Prosecco di Valdobbiadene e il nostro olio della Calabria, un olio che ha eccellenza, che esprime tutto quello che sono i nostri sapori, per cui abbinarci ad un prodotto altrettanto importante e anche più conosciuto del nostro, perché quando si parla di Prosecco è che tutto il mondo apprezza. Quindi la nostra presenza è proprio indirizzata a questa iniziativa, cioè essere e cercare di stare insieme vino e olio, che è uno degli abbinamenti migliori, perché la dieta mediterranea ci insegna che i due prodotti principali assieme all'olio è il vino. E quale veicolo migliore può essere questa nostra presenza qui nel Veneto, appunto per avviarci in una sintonia anche commerciale, portare insieme due prodotti sui mercati internazionali, due prodotti che non sono concorrenti fra loro, ma due prodotti che portano bene il nome dell'Italia nel mondo, cioè un prodotto che dà il sapore di quella che è l'Italia, sia del nord e sia del meridione. Un incontro dunque possibile, anzi già iniziato, quello tra la strada del vino e quella dell'olio. Sono delle produzioni effettuate in regioni distanti geograficamente, ma sono produzioni accomunate dalla tradizione, dalla cultura, dalla ricerca, dall'innovazione e soprattutto dalla qualità. Questa presenza è per riuscire a combattere quella che è una concorrenza sleale nei confronti del nostro prodotto. Cioè noi purtroppo stiamo avendo queste concorrenze di oli esteri che vengono addirittura propinati come oli italiani e non lo sono, e ci troviamo in un mercato viziato. È veramente un mercato che ci penalizza tantissimo. Ecco, anche l'abbinamento con un prodotto di eccellenza, è conosciutissimo qual è il Prosecco, con un prodotto di notevole eccellenza ma che purtroppo non ha la conoscenza, specialmente la IGP Olio di Calabria, che è una IGP nuova, ma un prodotto che si richiama a quella che era la Magna Grecia. Noi lo vogliamo ancora di più invece far conoscere per quello che è. E quale migliore abbinamento per combattere tutti quelli che sono i prodotti di altri paesi che non hanno niente a che vedere con noi. Concetti quelli espressi dal Presidente Magliocchi, ribaditi anche nel corso della serata, nel corso della quale è stata offerta una degustazione di prodotti trevigiani e prodotti calabresi, tutti conditi con l'olio di oliva di qualità calabrese, un olio d'oliva che esalta il gusto e, come più volte abbiamo detto, dalle tante proprietà nutraceutiche.
noi è un momento di grande soddisfazione essere qui stasera in questa cornice stupenda di un luogo eccezionale veneto che esprime un prodotto di eccellenza. E noi speriamo con il nostro olio di aver portato anche una eccellenza della nostra Calabria. Un'eccellenza che oggi si fregia del marchio comunitario IGP Olio di Calabria, è un marchio che identifica quindi tutto il nostro territorio, oltre naturalmente a quello che esprime il nostro prodotto con tutte le sue proprietà salutistiche e organolettiche che poi il dottore Iannotta espliciterà meglio di me per i valori che esso contiene. Noi perché anche questa serata? È nata da un momento di incontro con Francesco e i suoi amici, con Guido e il maestro Efrichian, che sono venuti in Calabria a farci visita, e da lì è nato questo momento di creare il gemellaggio di questi prodotti. Abbiamo inteso farlo con l'olio perché per noi che abbiamo lottato tantissimo ad avere il marchio IGP Olio di Calabria, un percorso di circa 15 anni per questo riconoscimento, e oggi che lo abbiamo lo vogliamo far conoscere bene e meglio a tutti i consumatori, non solo italiani ma anche esteri. Io vorrei solo ricordare che siamo qui, come diceva il Presidente Magliocchi poc'anzi, per far incontrare due strade di eccellenza italiana, che è la strada del vino, che voi ben conoscete, e la strada dell'olio, che è una cultura e una produzione che appartiene al Mezzogiorno d'Italia, in particolare alla Calabria. Per questo motivo noi siamo qui questa sera e vi abbiamo portato, diciamo, i nostri prodotti, a cominciare dall'olio extravergine di oliva marchiato IGP Olio di Calabria, e voi potrete assaggiare questa sera 3 diverse tipologie di questo olio, uno derivante dalla cultivar Carolea, caratterizzato da un sapore più fruttato, con amaro e piccante, sentori di carciofo e pomodoro. Poi potrete assaggiare anche l'olio proveniente dalla cultivar Ottobratica, che è un fruttato leggero, sempre diciamo di qualità extravergine, quindi di primissima qualità. E poi anche un olio con la cultivar Roggianella, che è un fruttato leggero, anche questo, un olio molto elegante, anche questi con sentori particolari. Mi volevo solo soffermare un attimo sulle qualità nutrizionali e salutistiche dell'olio d'oliva. Voi sapete che, diciamo, attraverso la dieta mediterranea si è scoperto che l'olio d'oliva ha delle grandi capacità salutistiche, a cominciare dagli acidi grassi insaturi, che a cominciare dall'acido oleico, che è, diciamo, il responsabile della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ma nell'ambito della ricerca più recente si è visto anche che ci sono anche altre sostanze nutrizionali come la vitamina A, la vitamina K, la vitamina E e altri acidi grassi insaturi di grandissima importanza che noi conosciamo come omega 3 e omega 6, che sono, diciamo, dei fautori della nostra salute. Poi c'è tutta la parte salutistica vera e propria, relativa alle sostanze antiossidanti contenute in questi oli, che sono essenzialmente le sostanze fenoliche, tirosolo e idrossitirosolo, che sono responsabili dell'anti-age, cioè anti-invecchiamento, perché sono capaci di bloccare i radicali liberi e quindi di bloccare il processo di invecchiamento delle cellule. Tutto questo complesso di fattori fa dell'olio d'oliva un'eccellenza non solo dal punto di vista organolettico, come diceva il Presidente Magliocchi, ma anche e soprattutto dal punto di vista salutistico. Ricerche recentissime nell'ambito medico hanno dimostrato
che l'olio extravergine d'oliva, attraverso queste sostanze che contiene, è anche fautore di prevenzione di altre malattie neurodegenerative e anche delle malattie neoplastiche. Noi ci proponiamo, attraverso queste iniziative, attraverso queste cose, la promozione dell'olio d'oliva insieme alla produzione anche di altri prodotti tipici calabresi. Voi assaggerete dei salumi e dei sottoli provenienti dalla Calabria questa sera, e in special modo provenienti da un comune che si chiama San Vincenzo la Costa. Ovviamente tutto questo momento di attività divulgativa che noi vogliamo proporre per espandere, diciamo, le conoscenze nel campo dell'olio d'oliva si basa sull'attuazione di un progetto comunitario che è gestito dall'associazione L'Olivicola Cosentina, il cui responsabile tecnico è l'ingegnere Alfonso Ruffo. Dal 2006 l'Olivicola Cosentina, di cui mi onoro di essere il responsabile tecnico, relativa alla divulgazione, cioè a raccontare quello che l'associazione mette in atto sul territorio affinché la produzione dell'olio abbia una qualità migliore dell'anno precedente. Proprio questi sforzi e la messa in atto di un disciplinare di cui si è dotata l'Olivicola Cosentina, la messa in atto della tracciabilità, la messa in atto di seguire tecnicamente le aziende passo passo fino alla produzione finale, ha fatto sì che da un olio di 20 anni fa conosciuto come lampante, oggi siamo riusciti ad avere un riconoscimento straordinario, e soprattutto grazie alla tenacia del Presidente, che è quello dell'IGP Olio di Calabria, cioè di un olio riconosciuto a livello comunitario come identificativo assieme al territorio di origine, che è l'intera regione Calabria. Gli investimenti sono ingenti, gli sforzi sono tanti, ma le soddisfazioni finali, come serate come queste, sono straordinarie. Allora, noi abbiamo voluto presentare i nostri prodotti d'eccellenza, quindi e tutti del territorio. Si parte da un rosé che è prodotto con uve raboso, quindi autoctone della nostra zona, è un metodo Charmat in extra dry, quindi è un residuo zuccherino che va dai 15 ai 17 grammi litro. Questo viene fatto con una leggerissima sosta sulle bucce, il mosto viene subito separato dalle bucce proprio per lasciargli una piccola parte di colore e poi viene vinificato. A questo punto si passa alla seconda fermentazione in autoclave per la presa di spuma. Finito questo lo lasciamo in bottiglia per qualche mese e poi è pronto alla vendita. È un extra dry dolce ma con una buona acidità, quindi lo proponiamo con gli antipasti proprio perché questa acidità possa sgrassare un po' tutto il grasso dei salumi che avete portato, quindi si dovrebbe accompagnare molto bene. Gli altri prodotti sono tutti dei prosecchi di OCG di Valdobbiadene, quindi derivanti da uve della zona del comune di Valdobbiadene, selezionati. I vini vengono selezionati prima della presa di spuma in modo di avere un'altissima qualità in bottiglia. Abbiamo l'extra dry, quindi con un residuo zuccherino di 16 grammi litro, quindi un elevato residuo zuccherino, che fa la seconda fermentazione, dura più o meno 30-40 giorni, dopodiché viene imbottigliato ed è pronto per la vendita. Il terzo prodotto è il Brut, che ha un residuo zuccherino di 8 grammi litro, quindi metà rispetto all'extra dry, ha la stessa sosta sui lieviti, quindi dai 30 ai 40 giorni, e questo viene messo sul mercato subito dopo ed è molto piacevole perché, essendo più secco, ha delle note di acidità che sono predominanti e riescono a far enfatizzare molto di più il gusto della frutta verde, mela verde, si sente tantissimo di questo prodotto. L'ultimo prodotto è uno dei prodotti su cui noi ci contiamo tantissimo, è il dosaggio zero. Il dosaggio zero è molto, molto particolare perché è un prosecco che sta 6 mesi sui lieviti, quindi uno Charmat molto lungo,
quasi una via di mezzo con un metodo classico, diciamo, solo che la spumantizzazione viene fatta in autoclave. Questo sosta quindi 6 mesi sui lieviti, gli zuccheri vengono consumati totalmente, abbiamo un residuo zuccherino sotto ai 2 grammi litro, quindi praticamente zero, ed è un prosecco di una piacevolezza incredibile. Ci fermiamo pochi istanti per la pubblicità, rimanete con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Eccoci di nuovo in studio. Oggi stiamo parlando di questo gemellaggio tra i prodotti tipici del Veneto e i prodotti tipici calabresi. Una ricerca del gusto e dei sapori, quella della cucina veneta, con piatti conditi, come vi dicevo, con l'olio di oliva calabrese di qualità. Allora abbiamo incontrato il signor Romeo, un oste che davvero affascina quando spiega i suoi piatti preparati nel suo ristorante, piatti dove c'è la storia e la tradizione del territorio. Allora iniziamo dagli antipasti. L'antipasto, per quanto riguarda quello di carne, è composto da un particolare salume artigianale molto antico, di produzione 1400 e qualcosa, ormai una produzione perduta, che viene fatta nel lago di Barcis. Barcis originariamente era sotto la provincia di Belluno, poi è passato sotto la provincia di Pordenone, una provincia che è stata costituita qualche ventennio fa. È un luogo molto bello e famoso perché purtroppo dietro a uno dei punti più più brutti della storia italiana, quella della tragedia del Vajont. Il posto è meraviglioso, io ho degli artigiani che mi producono questo particolare salume che si chiama Pituccia di Barcis. È un salume particolare per come è composto, è completamente artigianale e viene prodotto con una parte di carne di pecora, una parte di carne di maiale e il meglio del lardo del maiale stesso. Viene compattato in un salume molto piccolo che viene messo a stagionare con degli aromi naturali per 6 mesi in delle grotte che sono circa 60-70 metri sotto nelle rocce appunto del lago di Barcis. Una volta fatta questa stagionatura, il salume viene ripreso e portato in una stanza dove viene affumicato a freddo. Cosa vuol dire? Viene tenuta questa stanza con un camino con legno di faggio a 0,2 gradi e c'è dato un piccolo colpo di fumo. È un particolare salume molto interessante per gli aromi sia olfattivi che gustativi. Altra cosa importante è quella che ci abbiamo messo vicino, che è la polenta più importante d'Europa, è la polenta di Storo. Una storia incredibile perché i veneziani, grandi commercianti grazie alla navigazione, andavano in giro per il mondo a rubare il meglio. Hanno rubato questa pannocchia nei paesi arabi, l'hanno portata a Venezia e hanno cercato dove era il posto migliore per poterla coltivare. Hanno trovato questo paesino sperduto vicino a Trento, in una valle bellissima che si chiama Valle di Chiese, ed è una polenta che è meravigliosa perché è taragna, perché viene coltivata in questi terreni di Storo, ma soprattutto perché c'è una tradizione incredibile che una volta che le pannocchie vengono tolte dai campi hanno una stagionatura che viene effettuata appiccicandole a 3 sotto al sottotetto di legno di tutte le case del paese. Quindi tutti gli abitanti devono sottostare a questa antica usanza, donare lo spazio nel sottotetto di casa e vengono appiccicate queste pannocchie che diventano, grazie al sole e al vento di questa valle, quasi rosse. Una volta che sono pronte per la macinatura vengono tirate giù, vengono macinate e gli scoppia la cosa più bella, che è la festa, la sagra nel Veneto della polenta di Storo. Il giovedì, venerdì, sabato e domenica, ogni anno determinato in base alla stagione, nel mese fra settembre-ottobre, ogni quartiere di questo piccolo paese prepara la sua polenta accompagnata con una pietanza e vengono fatti 4 giorni praticamente di grande festa. Il lunedì mattina la cooperativa del paese è tenutaria, l'unica tenutaria per la vendita, mette in vendita la polenta. Quindi è una storia veramente antica o anche moderna, perché ancora oggi la tradizione è rimasta immutata come allora. Questo per quanto riguarda la carne. Dopo
Dopo l'antipasto di carne, quello di pesce. Anche in questo caso il signor Romeo spiega con grande trasporto la storia, la tradizione di quello che è l'elemento base di questa preparazione. Chiaramente non è trevisano perché a Treviso non c'è il mare, ma è una antichissima ricetta veneta che si perde veramente la notte dei tempi. È un piccolo gamberetto che si pesca nella laguna di Venezia, nella zona che va fra Sant'Erasmo, Murano e Burano, e che viene chiamata schia. Schia in veneto vuol dire cosa piccola. Schietta vuol dire sei una schia di uomo, sei un uomo piccolo. La schia perché è un gamberetto molto molto piccolo che cresce leggermente di più rispetto a quelli che ho proposto questa sera. Questi sono stati pescati questa notte e avranno massimo una settimana, 10 giorni di vita, e sono stati fritte per una ventina di secondi al naturale, appoggiati sempre sopra questa meravigliosa polenta di storo. Siamo a Treviso, non poteva mancare il risotto alla trevigiana, anche questo un piatto condito con l'olio di oliva calabrese. Allora, innanzitutto il risotto è fatto con il radicchio di Treviso, non quello di adesso perché non c'è, ma io me lo metto via per tutto l'anno, in maniera tale da poter avere durante il periodo quando il radicchio non è coltivato comunque una piccola scorta e poter fare soprattutto il risotto. Il radicchio di Treviso è nato negli anni prima del Novecento, non da un trevisano, ma dal grande Van den Borre. Van den Borre è stato un grandissimo vivaista chiamato dai nobili veneziani a sistemare i giardini che vanno da Treviso a Venezia. Lui ha fatto dei giardini meravigliosi. Lui, essendo olandese, era molto pratico nella sbiancatura. La sbiancatura viene fatta con le piante e con l'acqua corrente. Lui, camminando lungo le campagne del Trevisano, ha visto questo radicchio verdone, brutto e abbastanza anche duro da mangiare, e ha avuto la grande idea di cominciare a provare a fare la sbiancatura. È nato quindi così il radicchio di Treviso, che poi è stato notificato dopo la seconda guerra mondiale negli anni 60 come DOP. Quindi è nato dall'unione della maestria, diciamo così, dello sbiancamento, della cultura, diciamo degli ortaggi di questo grande maestro e dal nostro territorio. Io uso il radicchio di Treviso soprattutto per fare risotto, che mi piace moltissimo, e lo abbino con sicuramente un carnaroli, perché per me il risotto a ristorazione e il carnaroli non sono altri risotti per la sua saldezza, per la cremosità che ha quando viene mantecato, senza bisogno di mettere chiaramente burro o formaggio, ma useremo proprio l'olio che ci avete portato noi questa sera per la mantecatura. Per dare un po' di sapore usiamo uno speck particolare, uno speck affumicato a freddo che arriva dal Friuli, dalla famosissima cittadina di Sauris. Sauris, per quanto riguarda il prosciutto, è il più piccolo rispetto a San Daniele, ma fa una qualità ovviamente superiore. Loro fanno questo speck affumicato a freddo un po' con lo stesso principio della pituccia di prima, quindi è uno speck che non viene scaldato, quindi rimane assolutamente crudo e tagliato di stelle nel risotto con questo grado di affumicatura che ha, rende il risotto ancora più interessante. La porchetta, allora, io premetto che ogni regione ha la sua porchetta. Abbiamo la porchetta di Ariccia che è straordinaria perché viene utilizzata in cottura con l'interno, con gli interiori del maiale. La trevisana ha è una porchetta decisamente meno nobile di quella di Ariccia, però io ho trovato il modo di renderla nobile. Come? Non facciamo la solita cottura che si fa ormai 4-5 ore dove perdiamo tutti i grassi. Io la cucino praticamente per 18 ore a 60 gradi, quindi resta morbidissima in quanto il grasso non viene sciolto e non si stacca dalla carne. Poi la proverete, sentirete che è quasi vellutata e noi la trattiamo con, siccome non la andiamo a aromatizzare con nessun tipo di ingrediente, né con sale né con niente, quando la andiamo a tagliare e servirla sul piatto daremo una spruzzatina di granello di un sale particolare che è il sale più antico che c'è oggi al mondo, che è quello nero delle Hawaii. Perché uso questo sale? Innanzitutto perché mi piace il contrasto del colore che è nero, ma soprattutto perché è un sale ancora atavico, quindi non troppo salato, e che mi dà quel giusto tocco alla porchetta ma anche un po' di croccantezza. Lo accompagniamo poi con la mia senape, quello dico mia perché è una senape che io faccio lavorando anche nel mondo bio-vegan, faccio una senape con l'olio di senape bio-vegano che anche a chi non piace la senape dice sempre che buona che è, però attenzione, la senape è molto molto delicata. Beh, davvero affascinante ascoltare la spiegazione di questi piatti, emerge davvero tutta la passione del signor Romeo per il proprio lavoro, per la storia, per le tradizioni di un territorio. Tradizioni, quelle
della cucina veneta che incontrano le tradizioni della cucina calabrese. Dunque una serata all'insegna del gusto e della qualità. Alcuni mesi fa un gruppo di amici venne in Calabria, a San Vincenzo la Costa per l'esattezza, per assaggiare i prodotti tipici del territorio. Musicisti e artisti che sono davvero rimasti affascinati dai luoghi e dai sapori calabresi. Da qui è nato l'invito a Treviso. Io sono musicista, quindi però con l'hobby della cucina, sono un buon gustaio e quando trovo dell'olio buono, non sto facendo pubblicità, lo sto dicendo perché tu sai che lo penso, abbiamo fatto questo gemellaggio di cucina veneta con la cucina calabrese. Noi siamo stati in Calabria a una trasmissione televisiva tua, ti ricordi, con gli amici, con il produttore, con Massimino, che è il produttore Magliocchi, che è il produttore di questo olio fantastico, meraviglioso, che stasera lui è il produttore che stasera abbiamo utilizzato per questa cena meravigliosa. IGP Olio di Calabria fa riferimento innanzitutto alla cultivar Carolea, pur avendone altre. Carolea. Questa resta sempre in bocca il sapore della oliva. Io l'ho sperimentato quando sono stato l'ultima volta ospite tuo, che ci hai invitato perché l'ospitalità calabrese è nota. Io sono stato veramente con i miei amici, lui è calabrese, quindi, ma noi veneti siamo stati veramente bene e abbiamo mangiato delle cose meravigliose. Ti ricordi in quel posto, come si chiamava quel posto? San Vincenzo la Costa. Che i prodotti calabresi sono veramente fantastici. Quello che stavo dicendo all'amico Massimino poc'anzi è quanto mi fa bene il cuore vedere questa unione della cucina italiana. Ci sentiamo italiani nei prodotti italiani, nei prodotti di grande valore, e quindi sono molto felice che loro siano venuti qui nel Veneto, sono molto felice di essere stato da loro e sono felice di tornare da loro quando faremo un'altra bella per continuare questo gemellaggio con i nostri prodotti. Nell'epoca della globalizzazione quale miglior cosa poter coniugare culture e tradizioni del sud con culture e tradizioni del nord. Tanto l'olio che tutto permea e galleggia e tanto collega e abbraccia tutti i gusti, rendendo il gusto e il palato avvolto da questa fragranza che è delicata. L'ho assaggiato, è molto delicato. Sono un cultore del pesce, ma la cucina in generale. Mia mamma ha sempre cucinato la cucina calabrese, in casa mia è una cosa che conosco molto bene, un menù che conosco molto bene, dei cibi. Però dagli anni che sono qui nel Veneto ho apprezzato il pesce. Anche questa settimana siamo andati fuori con gli amici in vari posti dove abbiamo mangiato benissimo pesce. Sono stato a Jesolo tutta l'estate, città di mare, e in posti veramente importanti dove il pesce... Devo dire che qui nel ristorante di Romeo, cioè Corte San Francesco, lui sicuramente si muove su livelli molto elevati, soprattutto per la scelta della materia prima. Dalle schie che abbiamo mangiato anche con Guido, il mio grande amico Guido, questa settimana, ma sono delle schie scelte. Stamattina quando ho prenotato, così a Matteo ho detto che venivamo, ho detto guarda che ce l'ho in macchina appena prese, che sono dei pesci giovanissimi, questi gambaletti giovani, ma soprattutto li prepara in modo eccesso. Ha preparato il primo, che è un primo secondo me stellare, un primo veramente da Oscar, che merita un riconoscimento perché ha tutto un impasto di sapori, come questo branzino giovanissimo fatto ai ferri con le patate, è molto buono. L'olio, non per campanilismo, pur vivendo a Treviso da ormai una vita, ma l'olio sicuramente l'olio di rende, che ha una funzione importantissima. Mia mamma ce lo dava al mattino a me e ai miei fratelli con un cucchiaio come fosse la nostra medicina, la nostra era le vitamine, il regolatore dell'intestino, era tutto per noi, avevamo solo questa era la nostra medicina. Ma devo riconoscere che in questo travolgente, lo che oserei dire overwhelming in americano, travolgente impasto di pesce con olio calabrese, e in particolare della zona di Rende,
dove non è solo campanilismo ma apprezzamento della qualità ad altissimi livelli, e la cosa mi rende ancora più orgoglioso perché ho un amico da sempre, lui e la sua famiglia. Suo papà era grande amico di mio papà, ma al di là di quello, che sia Massimino Magliocchi, il presidente che ha portato l'olio ad avere riconoscimenti di tal livello nel mondo, mi rende anche il sottoscritto orgoglioso di questa appartenenza a un olio di tale qualità. Su un paese come l'Italia, in ogni località provinciale, ma come diceva anche Massimino prima, comunale, la cucina rappresenta cultura. Io ho un concetto uguale al suo della patria, del paese, perché la nostra differenza rispetto agli altri paesi è proprio nella ricchezza delle molteplici culture che noi ci portiamo dietro. La cucina ne è un testimone. Quindi ovunque noi andiamo noi troviamo delle radici che ci riportano alla storia e che si ricongiungono, perché se oggi noi siamo un paese come lo siamo è dovuto alla nostra tradizione e alle nostre culture che hanno saputo unire il meglio di loro. Nella cucina io l'olio calabrese ho imparato ad apprezzarlo nel tempo e ho imparato a conoscerlo profondamente grazie a Massimino quando sono venuto. Questa sera ne abbiamo avuto un grande esempio, perché l'abbinamento è stato perfetto con i piatti che hanno rappresentato la cucina veneta. La difesa della nostra cultura, della nostra tradizione parte anche dalla difesa di quelli che sono le nostre ricchezze, che sono i valori da terra. Come diceva Massimino, purtroppo oggi siamo bersagliati da messaggi che sono completamente sbagliati, ci mostrano una cucina e un utilizzo dei nostri prodotti veri, autoctoni, rappresentativi della nostra cultura in modo completamente sbagliato. Un ritorno alle origini e un aiuto a chi veramente vuol continuare la produzione di quella che è la cultura che rappresenta la nostra storia, perché l'olio calabrese rappresenta una specificità della storia di quella regione. La porchetta che abbiamo mangiato questa sera rappresenta una specificità della cultura di questa regione. La difesa di questi valori secondo me è indispensabile. Trasmettere dei messaggi sbagliati significa non trasmettere più quella che è la vera essenza di questa nostra cultura. Buon vino dunque, piatti della tradizione veneta, di quella calabrese, l'olio di oliva che viene in questo modo presentato e fatto assaggiare in questo centro del nord Italia. V'è da dire che in Veneto non esiste una produzione significativa di olio di oliva, è l'IGP Olio di Calabria, col quale lo ricordiamo, sono stati conditi tutti i piatti preparati nel corso di queste serate, un olio che è stato davvero tanto apprezzato. Allora, il piatto che ha la signorina davanti è un piatto che ha una base con un gambero rosso di Sicilia, sopra uno spaghetto mancini che arriva dall'Ancona, girato in padella con burro di bufala campana e beta carotene, una ricotta affumicata di capra che arriva da un'azienda sarda che si chiama Casa Fadda e un caviale di Aringa. Quindi abbiamo messo insieme veramente i sapori di tutta Italia, mentre il piatto del signore è un piatto tipicamente veneto, quasi estinto. Questa è una particolare vongola che si chiama Capatonda di Sant'Erasmo, perché si trova ancora raramente vicino a questa isoletta che è davanti a Venezia, fra Venezia e Burano. La Capatonda di Sant'Erasmo è particolare perché è una vongola che non si può allevare, ha la forma del tartufo esternamente, mentre all'interno assomiglia a una piccola capasanta. La caratteristica in italiano del nome di questa vongola è Capariccia o Cappacuore, ma ripeto, negli anni 90 ormai è estinta. Che sono sapori che noi non immagineremmo possano legare in questo modo, invece è ottimo. Diciamo che è uno dei piatti in cui si riconosce tipicamente la sua firma nella cura della materia prima, cioè l'amore che ci mette nello scegliere materie prime che praticamente vengono un pochino da tutta Italia, no? Come può essere l'olio di una regione come la Calabria o la Sicilia, come può essere lo scampo di gambero di Mazara o tutte altre cose, insomma, che legano veramente in un piatto che poi diventa unico tutta una serie di cose, quelle che sono le eccellenze, no? del nostro paese.
Delle serate davvero molto intense, emozionanti, c'è un gemellaggio davvero ben riuscito, un percorso del gusto che probabilmente aprirà nuove strade. Credo che la serata di stasera non può che essere all'insegna della genuinità, di quello che offrono i nostri territori, i territori della nostra Italia, come abbiamo sempre sottolineato in queste nostre trasmissioni, perché l'Italia offre tante genuinità, tanti prodotti eccezionali, tante peculiarità che si identificano in ogni comune d'Italia. Prima si parlava tra regioni e province, noi sottolineiamo entro ogni comune d'Italia, e credo che da qui può partire una seconda unità d'Italia, no? Perché l'Italia è unica, e l'Italia resta sempre Italia, al di là di sud, di centro, meridione, nord, eccetera. L'Italia è una e i prodotti ne fanno una nazione unica per quello che esprime. Ed è davvero tutto, vi lascio con le belle immagini realizzate dal nostro Enzo Leonetti. Alla prossima, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.